Amiche e amici appassionati di futsal, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dal paese di Foligno. Si affrontano l'Atletico Foligno e il Locasa Falconara.
Ballardin, l'anticipo di Narcisi, Baldassarri, Narcisi viene via molto bene, attaccata da Ballardin, Narcisi serve Pezzolla, il passaggio di ritorno di Castagnoli, scusate, e adesso c'è rimessa laterale in zona difensiva per l'Ocasa Falconara, sulla palla Lin Elpidio, colei che ha sbloccato il match. Pereira, Ballardin, dopo un avvio furibondo adesso i marchigiani sembrano un po' voler gestire il match, però adesso c'è un affondo sulla sinistra da parte di Pereira che si allunga la palla sulla banda. Narcisi per Proietti si complica un po' la vita, è costretta a spazzare via e la palla finisce addirittura sul fondo, controllata agevolmente da Sestari, che adesso serve per questa nuova azione Ballardin. Elpidio, Ferrara, ancora Elpidio, Ferrara, Ballardin prova ad andarsene, perde per un attimo il controllo, arriva Ferrara appoggia ancora per Ballardin, il contrasto da parte di Pezzolla e la rimessa laterale sarà dell'Atletico Foligno, che cerca di reagire a questo terribile 1-2 portato dalle avversarie. Narcisi si appoggia su Proietti lancia lungo, ancora per Narcisi, l'anticipo, arriva Pezzolla prova di prima a cercare ancora Narcisi, che però stava tornando verso la metà campo. Nuova azione del Ocasa Falconara, Ferrara, Elpidio per Praticò, ancora Ferrara uno contro uno con Narcisi, Ballardin per Praticò, disturbata in modo corretto da parte di Castagnoli, la palla scorre sul fondo del campo e la rimessa laterale se ne occupa Castagnoli. Proietti pressata da Ballardin, costretta a spazzare via per evitare guai. Pressing forte del Falconara già in 2 occasioni sul possesso del portiere dell'Atletico Foligno. Questa è la scelta di Giulio Domenichetti. Elpidio prova a cercare qualcuno sul secondo palo, impossibile. Esce Pezzolla, entra in campo Magnini nell'Atletico Foligno. Baldassarri, Narcisi scucchiaia questa palla, cerca di ripurirla Ballardin, sull'attacco di Narcisi si fa luce Ballardin, serve Praticò molto bene, forse maglia tirata, però giudicata non sufficiente dalla coppia arbitrale. Ricordiamo Carlotta Filippi di Bergamo e Antonella Manca di Sassari. Nessun fallo per questo tiro di maglia su Praticò. Adesso la palla viene respinta dalla difesa dell'Atletico Foligno, rimessa laterale per il Falconara, sulla palla Ballardin, Ferrara, Praticò perde palla sull'attacco di Castagnoli, poi la recupera e poi Castagnoli commette fallo su Silvia Praticò che lascia il campo a Letizia Martin Cortés. 8 minuti e 9 secondi se ne sono andati di questo match. Atletico Foligno 0, Ocasa Falconara 2, se ne va Ferrara e poi c'è il ritorno da parte di Narcisi in questa sfida tra i due capitani. Ferrara, il sinistro di Ferrara, insidioso, e se la cava Proietti. Rimessa laterale sulla palla Ballardin, Elpidio, Ferrara, da respiro alla manovra la squadra marchigiana, da Ferrara a Ballardin, Martin Cortés, Ballardin. Adesso c'è il bel taglio da parte di Elpidio, poi c'è un'azione un po' rocambolesca che si risolve con una rimessa laterale a favore del Falconara. Martin Cortés
Martin Cortés, facile per Elpidio sulla banda, poi una specie di rimorchio, la finta, calcia Elpidio, respinge Proietti, tiro centrale di Elpidio. Da Sestari a Isa Pereira, ancora il Falconara, Martin Cortés, Isa Pereira, Martin Cortés, ancora Isa Pereira, Elpidio, Ferrara, Elpidio, la palla arriva dall'altra parte per Martin Cortés, manovra con pazienza, chiaramente lo cassa Falconara, Ferrara poi calcia di sinistro, la palla viene sporcata da Magnini e sarà angolo per la squadra in maglia bianca. Libera il destro Isa Pereira, la palla viene murata da Magnini e sarà rimessa laterale sulla tre quarti a favore dell'Ocasa Falconara. Adesso la palla arriva a Letizia Martin Cortés, il tunnel di Cortés, però in questo modo perde del tempo. Poi Proietti lancia lungo per Castagnoli, la palla rimbalza sulla nuca di Castagnoli con Isa Pereira che accenna una protesta per una spinta di Castagnoli. Diciamo che finora atteggiamento delle signore Filippi e Manca è stato quello di lasciar correre molto. Pereira, Elpidio, adesso sul raddoppio di Narcisi c'è rimessa laterale per l'Atletico Foligno, sulla palla c'è Baldassarri che libera il sinistro, nessun problema per Anna Carolina Sestari. Da Sestari a Isa Pereira, Ferrara guadagna metri Isa Pereira, poi perde palla, attenzione a Narcisi, c'è l'anticipo da parte di Ferrara e la rimessa laterale sarà per l'Atletico Foligno. Ancora cambi per entrambe le squadre che stanno ruotando moltissimo, a parte Narcisi tutte sono state cambiate molto. Adesso c'è Proietti, questa palla insidiosa che arriva tra le mani di Sestari che la controlla tutto sommato agevolmente, seppure in due tempi. Ferrara, Martin Cortés, attenzione, adesso la palla arriva a Isa Pereira, intelligente anticipo da parte di Magnini su Isa Pereira a evitare guai ulteriori. E proprio Isa Pereira sulla palla, il tocco di Pereira per Ballardin, poi Isa Pereira, grande schema da parte del Città di Falconara e grande parata di Proietti su Ballardin. Ancora Città di Falconara con Pereira, Proietti se la cava in qualche modo. Una parata non stilisticamente ineccepibile da parte di Arianna Proietti e palla che va in angolo, mentre ci sarà time out tra poco. Ferrara al lato, ecco qua il time out richiesto da Luigi Battistone e questo time out ci dà modo di leggervi le formazioni, visto che siamo entrati in diretta con qualche minuto di ritardo. Allora, il Città di Falconara si presenta con il numero 1 Sestari, 5 Praticò, 6 Gregori, 7 Ballardin, 9 Pirro, 11 Elpidio, 12 Bordacchini, 14 Martin Cortés, 16 Isa Pereira, 19 Gaspari,
21 Ferrara, 27 Pesaresi. Allenatore è mister Giulia Domenichetti, mentre l'Atletico Foligno con il numero 2 Cecconi, 6 Narcisi, 7 Ferroni, 8 Magnini, 9 Sulpizzi, 10 Corboli, 11 Zelli, 16 Castagnoli, 21 Naiara dos Santos, 22 Baldassarri, 77 Pezzolla, 99 Proietti. Ecco qua che rientriamo dunque dal time out quando mancano 8 minuti e 19 alla fine di questo primo tempo. Punteggio che vede avanti l'Ocasa Falconara 2-0 con le reti a 2-11 di Elpidio e a 3-43 di Isa Pereira. Manovra l'Atletico Foligno, l'anticipo di Ferroni su Isa Pereira, praticò Ferrara, Ballardin, ancora Ballardin, azione prolungata di Ballardin che poi calcia, la palla viene murata da Narcisi che poi cerca di imbastire una ripartenza, viene frenata l'azione del capitano dell'Atletico Foligno. Narcisi, palla lunga per Pezzolla, l'anticipo di Ferrara, così Ferroni per Pezzolla, ancora Pezzolla prova a farsi luce, ci arriva Ballardin, poi Pezzolla prova a recuperare su Ferrara, posizione da pivot, praticò molto bene per Isa Pereira che fa sportellate con Narcisi, alla meglio il capitano dell'Atletico Foligno, palla che arriva facile per Proietti, Pezzolla sulla banda per Ferroni, l'anticipo da parte di Elpidio, rimessa laterale per l'Atletico Foligno e sulla palla è proprio Maria Giulia Ferroni. Da Narcisi a Pezzolla in profondità per Zelli, palla impossibile per la numero 11 di Battistone, nessunissimo problema per Anna Carolina Sestari. Da Elpidio la palla a Isa Pereira, Martin Cortés, azione ragionata di Martin Cortés, Elpidio, Isa Pereira, ancora Martin Cortés, da Elpidio a Martin Cortés, Isa Pereira, contromovimento che non viene premiato di Letizia Martin Cortés. Ecco qua che esce Narcisi e entra in campo Jennifer Baldassarri. Baldassarri, marchigiana di Filottrano, quindi non troppo lontana nemmeno da Falconara, una specie di derby per la ragazza con il numero 22 ex Perugia. E si riparte con il possesso del Città di Falconara, possesso sporcato da Ferroni che concede rimessa laterale davanti alla panchina di Luigi Battistone. Pereira, sbaglia Pereira, che poi però va a recuperare la sfera, poi si appoggia su Elpidio, ancora Pereira, Martin Cortés, Elpidio, perde palla Elpidio, attenzione a Ferroni, Ferroni ci incischia un attimo e poi calcia. Buona opportunità questa per l'Atletico Foligno a 14:15. Ferroni per un attimo ha pensato di servire la propria compagna, poi ha trovato modo di liberare il destro, ma Sestari ha parato. E adesso il time out lo chiede la panchina del Falconara. Giulia Domenichetti a 5:32 dalla fine di questo primo tempo, 2-0 per le marchigiane.
Allora, rientriamo dal time out quando mancano 5 minuti e 32. Possesso Ocasa Falconara in vantaggio per 2-0 qui a Foligno. Anticipo da parte di Pezzolla su Ballardin. Elpidio, Ballardin costretta a perdere metri, poi la palla arriva a Isa Pereira, Martín Cortés, contromovimento di Martín Cortés, poi il lancio improvviso di Isa Pereira, arriva Proietti e spazza in tribuna per anticipare l'incursione di Aline Elpidio. Perde palla Falconara, Pezzolla attaccata da Ballardin, raddoppiata, la palla arriva a Ferroni, calcia di prima Ferroni e questa volta un intervento non da prima della classe di Anna Caroline Sestari che concede angolo all'Atletico Foligno. Sulla palla è proprio Ferroni, Pezzolla calcia di prima, la palla ritorna da Pezzolla, cucchiaino di Pezzolla per Ferroni che poi difende questa rimessa laterale. Sulla palla Ferroni, Pezzolla calcia Pezzolla e sarà ancora angolo per l'Atletico Foligno che sta cercando un po' di entrare in partita. Sulla palla Ferroni, palla alta, buona per Baldassarri sul suo piede, tiro così, adesso c'è la ripartenza a tutta birra di Martín Cortés, proprio Baldassarri che ritorna, la palla arriva però sui piedi del Pidio, recupera Pezzolla, riparte Zelli triplicata, viene fuori Zelli, poi ancora Zelli sulla linea laterale e alla fine la palla esce. Tornata in campo il capitano del Falconara, Erika Ferrara, e è pronta su quello che una volta si chiamava cubo del cambio anche Elisa Narcisi. Ferrara libera al sinistro, no, in realtà era un taglio sul secondo palo, intervento intelligente di Ferroni in anticipo. Ferrara, il sinistro di Ferrara, murato da Pezzolla. Elpidio chiama lo scambio su Ballardin, non c'è fallo nemmeno questa volta. Palla che è stata spazzata via, rimessa laterale contesa, ma sarà dell'Atletico Foligno. Eccola qua, Elisa Narcisi che torna in campo. Pochi minuti quest'oggi anche per Nayara Dos Santos. Ferrara, 4 secondi sono stati fischiati alla compagine marchigiana. Sulla palla Baldassarri a cercare Castagnoli, posizione da pivot, Castagnoli difende bene la palla, poi l'appoggio su Narcisi, Baldassarri calcia, buona opportunità per Baldassarri a 16:31 di questo primo tempo. Diciamo che è un momento in cui si fa preferire l'Atletico di Foligno. Martín Cortés, ancora Martín Cortés sulla palla, studia il da farsi, poi perde palla ancora il Città del Falconara, riparte Zelli, subisce il recupero proprio di Martín Cortés, adesso cerca di ragionare la squadra ospite. Martín Cortés, poi la palla arriva a Isa Pereira, Ferrara, Isa Pereira, il taglio di Isa Pereira, la palla viene respinta da Zelli, Narcisi torna indietro, raddoppiata e perde il possesso il capitano dell'Atletico Foligno.
Attenzione a Ferrara, calcia Ferrara sul secondo palo, c'è la deviazione da parte di Zelli che mette fuori tempo l'avversaria. Isa Pereira, Ferrara, ancora Ferrara, Ballardin contro Baldassarri, Baldassarri poi recupera la palla, ancora Baldassarri cerca di servire Zelli, ma Zelli non è in ritardo, o meglio forse il passaggio di Baldassarri era troppo lungo e comincia a farsi sentire anche il pubblico dell'Atletico Foligno, mentre quello del Falconara è bello vivo fin dai primissimi secondi. Ferrara, la palla torna ancora al capitano del Falconara, 1:43 al termine, adesso c'è questa palla lunga, arriva Proietti, calcia forte, così forte che la palla colpisce il soffitto del Pala Paternesi. Ancora cambi per l'Atletico Foligno, torna in campo Ferroni. Rimessa laterale Falconara, da Elpidio a Isa Pereira, ancora Elpidio, le finte di Elpidio 1 contro 1, poi la palla arriva in area, la respinge Narcisi, poi si avventa sulla palla Pezzolla, arriva Pereira, attenzione a questa ripartenza del Falconara, Proietti in anticipo e forse con un po' di lucidità Proietti poteva far ripartire la sua squadra, ma era 15 metri fuori porta. Pereira, Ferrara, ancora Pereira, Elpidio, la palla arriva ancora a Elpidio, l'anticipo da parte di Narcisi, il tunnel di Narcisi, perde palla Narcisi, attenzione, la palla arriva da quest'altra parte su Erika Ferrara, perde metri Ferrara e poi serve molto bene Elpidio, calcia Elpidio, la palla viene respinta, riparte l'Atletico Foligno, Pezzolla si batte ma poi perde il possesso e poi c'è il fallo di Pezzolla su Praticò, fallo di frustrazione da parte della numero 77 dell'Atletico Foligno, che si è beccata anche il cartellino giallo, diremmo sacrosanto. 35 secondi alla fine di questo primo tempo, interessante punizione a disposizione delle marchigiane sulla palla in 3, siamo più o meno a 11-12 metri dalla porta di Proietti, sulla palla chiaramente il sinistro di Erika Ferrara, ma c'è anche Elpidio. Ecco Elpidio, è uno schema che poi libera stranamente Isa Pereira, murata dalla difesa dell'Atletico Foligno. 31 secondi alla fine di questo primo tempo, sempre 2-0 Falconara. Isa Pereira, Elpidio, Isa Pereira, attenzione, adesso c'è in posizione da pivot, si gira Praticò, palla respinta, poi Sestari a lanciare ancora Praticò e la palla è troppo lunga per la numero 5 di Giulia Domenichetti. Proietti con le mani, la palla arriva a Elpidio, vince anche un contrasto Elpidio, attaccata ancora da Pezzolla, poi c'è il bel taglio a favore di Ferrara, Ferrara sul destro e poi la palla resta lì e la ribadisce in rete Aline Elpidio a 2 secondi dalla fine del primo tempo. Incassa il 3-0 l'Atletico Foligno, questa azione tambureggiante della città di Falconara.
Solo 2 secondi alla fine. Momento sicuramente in cui le ragazze di Battistone non meritavano di prendere questo terzo gol dopo un finale di tempo in cui si sono messe abbastanza in luce reagendo all'avvio shock tirato dalla squadra di Domenichetti. A risentirci per il secondo tempo. Amiche e amici appassionati di futsal, ben rientrati con le immagini in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi di Foligno. Atletico Foligno e Ocasa Falconara tornano in campo sul punteggio di 3-0 per le marchigiane, che hanno timbrato il tabellino con la doppietta di Aline Elpidio in avvio di match e a 2 secondi dalla fine. 8 gol per Elpidio in questa stagione e in mezzo si fa per dire perché il gol a 3:43 del primo tempo di Isa Pereira, quinto gol per Isa Pereira in questo campionato. 3-0 per la squadra di Giulia Domenichetti, che dopo una partenza veemente che l'ha portata sul 2-0 ha gestito più o meno i ritmi, cercando di affondare, andando a sbattere in un paio di occasioni su Arianna Proietti. Poi dall'ultimo quarto è stato appannaggio sicuramente dell'Atletico Foligno, che però ha incassato il gol del 3-0 all'ultimo sospiro del match. Adesso c'è una sfida tra le due capitane, ne viene fuori Narcisi, ancora Narcisi, che poi calcia sul secondo palo, ma non c'è nessuno. Quintetti in campo sono Sestari, Isa Pereira, Ferrara, Martin Cortés ed Elpidio per Giulia Domenichetti, mentre ci sono Proietti, Narcisi, Baldassarri, Pezzolla e Zelli per Luigi Battistone. Manovra del Falconara, Cortés, attenzione, poi c'è la scivolata da parte di Narcisi, non c'è fallo, Baldassarri spazza. Letizia Martin Cortés si rialza un po' dolorante dopo questo intervento di Elisa Narcisi, che non è stato ritenuto falloso da una coppia arbitrale tutta al femminile, Filippi di Bergamo e Manca di Sassari, che ha fischiato veramente pochissimo nel corso del primo tempo, solo 4 falli e un'ammonizione. Baldassarri adesso se ne va molto bene Pereira sulla destra, Pereira, la palla in mezzo per Ferrara, troppo forte questa palla probabilmente di Isa Pereira per il capitano marchigiano. Proietti con le mani, Pezzolla,
Pezzolla rischia di perdere il possesso. Baldassarri, Zelli, Baldassarri con il destro che non è il suo piede, non riesce a trovare Narcisi. Manovra Falconara, Ferrara sul secondo palo e poi carambola nei pressi della linea e ribadisce in rete Leticia Martín Cortés. 1,45 il gol di Cortés. E Falconara che inizia il secondo tempo come aveva iniziato il primo, in modo tambureggiante. E gol delle marchigiane. Narcisi, palla troppo lunga di Narcisi. Eccola qua, Leticia Martín Cortés. Il colpo di testa di Baldassarri in anticipo. Poi se ne va Ferrara sulla banda. Ferrara per Elpidio che divora il gol del 5-0. Grande azione di Ferrara sulla banda. Comodo il tocco per una come Elpidio, che manca la tripletta personale. Sulla palla Zelli a cercare Baldassarri, non riesce a controllare Baldassarri. Possesso del Falconara che passa tramite Sestari. Martín Cortés, Pereira, palla troppo lunga questa di Isa Pereira, nessun problema per Proietti con le mani. Penetrata Corboli, Zelli per Pezzolla, a cercare ancora Corboli, l'anticipo di Ferrara, il ritorno da parte di Corboli che concede rimessa laterale in zona d'attacco. Attenzione, la palla arriva per Narcisi. Intanto stiamo vedendo che Nayara dos Santos, anzi no, è Baldassarri che ha messo, crediamo, la maglia da portiere di movimento. Quindi Battistone è intenzionato a mettere il portiere di movimento molto presto. Adesso c'è l'anticipo da parte di Zelli che poi si trascina la palla in fallo laterale. Movimenti sulla panchina dell'Atletico Foligno, mentre fa il suo ingresso in campo Maria Francesca Gaspari nel città di Falconara. Adesso c'è questo taglio che favorisce anche Gaspari, l'arrivo di Pezzolla. Gaspari riesce a servire Ballardin, poi Corboli si trascina la palla in fallo laterale. Da Gaspari a Martín Cortés, il cucchiaino a servire Ballardin e Pezzolla, alla meglio Pezzolla che però è costretta a concedere rimessa laterale e poi un chiarimento a distanza tra Pezzolla e Ballardin. Sulla palla Leticia Martín Cortés, Ballardin, il destro di Ballardin deviato da Zelli e sarà angolo per il Falconara quando se ne sta per andare il minuto numero 4 di questo secondo tempo, e sono 4 anche i gol del Ocasa Falconara. La palla arriva a Ballardin, le finte di Ballardin serve Martín Cortés. Pereira per Ballardin, recupera la palla per un attimo l'Atletico Foligno, poi è proprio Ballardin, possesso
del Falconara. La palla buona di Gaspari per Cortés, l'uscita di Proietti a coprire lo specchio al limite della sua area. Esce Martín Cortés, entra in campo di gran carriera Praticò. Pereira, le finte di Pereira, la palla arriva su Proietti, poi Proietti lancia Zelli, palla troppo lunga questa di Zelli, di Proietti per Zelli. Pronta davanti alla panchina Jennifer Baldassarri, che dovrà rivestire il ruolo di portiere di movimento. Praticò per Pereira, Pereira se ne va a Zelli, a Corboli, ancora Pereira, arriva Praticò, calcia Praticò, la palla viene respinta, Ballardin, Ballardin calcia, Proietti ci mette le mani e concede angolo sul tiro dalla distanza di Giorgia Ballardin. Pezzolla, Narcisi di punta, Narcisi, ma para Sestari, però recupera la palla l'Atletico Foligno, questa palla viene sporcata, Pezzolla poi calcia sul secondo palo, non ci arriva Narcisi, buona occasione per l'Atletico Foligno. E riparte ancora l'Ocasa Falconara, se ne va Ballardin, subisce l'ostruzione regolare però da parte di Pezzolla. Adesso Gaspari si batte, fa uscire bene la palla. Proietti con i piedi a servire Castagnoli, Castagnoli difende bene il possesso, Pezzolla vince il contrasto, la palla resta in campo, poi la battaglia tra le due numero 16, Pereira fa uscire bene la palla, poi la palla arriva un po' strana sui piedi di Sulpizzi, appena entrata, Castagnoli, il destro di Castagnoli dal limite dell'area, questa era una buona opportunità per Castagnoli, il tiro è venuto fuori debole. Nessun problema per Sestari. Contrasto tra Pezzolla e Praticò. Lo vince Pezzolla, ma è costretta a concedere rimessa laterale all'altezza della metà campo. Sulla palla Giorgia Ballardin. Pereira, Ferrara ancora contro Narcisi, fa uscire la palla, Ballardin, Pereira, Ballardin, Praticò, la palla arriva a Ferrara, Ballardin, Pereira, la palla torna a Sestari, Ballardin, Pereira di prima, l'anticipo di Pezzolla su Praticò, non c'è fallo, Narcisi scruta il da farsi, poi si appoggia su Sulpizzi, Pezzolla, azione personale, poi la palla arriva ancora a Sulpizzi, ancora per Pezzolla, le finte di Pezzolla, poi c'è il tocco in difesa da parte di Ballardin, rimessa laterale Foligno. Da Sulpizzi a Narcisi, ancora Sulpizzi se ne va molto bene, poi arriva il raddoppio da parte di Isa Pereira, buona azione sul piede non suo da parte di Sulpizzi, proprio Sulpizzi si appoggia su
e ancora se ne va sul destro, sul Pizzi, e ancora serve il raddoppio da parte del Falconara. Poi c'è il colpo di testa di Pereira, piccola scossa data a Lucia Sulpizzi, all'Atletico Foligno da parte di Lucia Sulpizzi. Manovra ancora, lo cassa Falconara con Gaspari che si fa luce, però subisce l'anticipo da parte di Castagnoli. Narcisi, poi un interessante tocco di Baldassarri per Castagnoli, ci mette il piede Ferrara. Narcisi, Baldassarri, la solatina per Narcisi, ancora Sulpizzi prova ancora ad andarsene, questa volta perde il possesso. Attenzione a Martin Cortés, arriva Sulpizzi che recupera ancora il possesso, riparte Narcisi di gran carriera. Narcisi per Castagnoli sul secondo palo, voleva servire Baldassarri, palla sporcata, e adesso Sestari che invoca la calma alle sue ragazze. Ferrara, Gaspari, Ferrara, ancora Gaspari viene via, vince un duello, poi c'è l'anticipo di Narcisi su Elpidio, Narcisi se ne va, attenzione Narcisi, il tocco per Castagnoli, l'uscita di Sestari, e poi sarà angolo per l'Atletico Foligno. Sulla palla Narcisi, il tocco di Elpidio, Narcisi, Baldassarri, calcia Baldassarri, palla respinta e sarà ancora rimessa laterale. Sulla palla ancora Narcisi, Baldassarri cerca di liberare il sinistro, palla al lato, nessun problema per Sestari. Sestari si appoggia subito su Isa Pereira per Elpidio, ancora Isa Pereira, Cortés, Elpidio contro Narcisi, le ruba la palla a Narcisi, e poi c'è il raddoppio da parte di Martin Cortés. Narcisi contro tutti, addirittura adesso va anche a fare pressing su Isa Pereira che si libera del possesso. La palla per Gaspari contro Baldassarri, alla meglio Baldassarri, rimessa per l'Atletico Foligno. Sulla palla Baldassarri che scambia con Narcisi, Baldassarri, proietti per Magnini che si gira dalla parte sbagliata e rimedia comunque una rimessa laterale. Narcisi, palla in profondità per Castagnoli subisce la carica da parte di Isa Pereira, ma è questo il metro arbitrale sin dall'inizio. E sarà angolo per l'Atletico Foligno. Sulla palla è proprio Castagnoli per Baldassarri calcia, respinge Sestari che poi colpisce anche involontariamente una sua compagna, Alina Elpidio. Baldassarri, Narcisi torna indietro da Proietti sul pressing, lancia lungo, il colpo di testa da parte di Elpidio in bello stile, e poi sarà rimessa laterale per il Falconara all'altezza della metà campo. Quando abbiamo superato la metà di questo secondo tempo, il Falconara è in vantaggio 4-0.
stato un fischio degli arbitri che sembrano voler redarguire Baldassarri e Isa Pereira, mentre va a rifiatare in panchina Elisa Narcisi. Cortés, Ballardin, Isa Pereira, la palla arriva in mezzo, viene respinta da Magnini, poi Baldassarri conclude questo disimpegno. Baldassarri, ma non riesce a ripulire il possesso Zelli. Palla in profondità, arriva sulla palla Baldassarri, le finte di Baldassarri che poi si appoggia, no, azione personale di Baldassarri, Baldassarri se ne va, calcia Baldassarri, palla respinta. Grande azione di Jennifer Baldassarri che si è presentata a tu per tu con Sestari, ma Sestari ha detto di no. Dall'angolo Pezzolla, il colpo di testa di Elpidia. Adesso c'è questa ripartenza da parte del Falconara. Martín Cortés resiste anche a un fallo da parte di Baldassarri, poi la palla in mezzo è così. Proietti con le mani a lanciare Baldassarri e riparte il Ocasa Falconara con Ballardin sulla banda, scambia il pallone, la palla arriva a Isa Pereira, questa palla pericolosa, non viene gestita benissimo da parte di Proietti, che concede angolo agli avversari quando mancano 7 minuti e 55. Alla fine la palla destra arriva a Ballardin da media distanza. Ballardin trova un destro potentissimo e centra il 7 di Proietti. Sesto gol per Giorgia Ballardin in campionato, un destro da lontanissimo ma precisissimo che si è incastonato sul 7 di Proietti. Sette e 34 alla fine, 5-0, fiammate di grande futsal da parte dell'Ocasa Falconara. Adesso c'è Proietti che avanza, poi è costretta a concedere la rimessa. Pereira, Ballardin. Adesso Ballardin scambia ancora con Ferrara e questa volta Proietti ci mette una pezza e chiude lo specchio. Calcia Isa Pereira, palla deviata, arriva facile per Proietti che poi lancia con le mani lunghissimo a cercare Pezzolla, l'anticipo di Pereira. Ferroni viene anticipata alle spalle, poi la palla viene gestita bene da Praticò. Poi arriva a Zelli calcia sul secondo palo e Pezzolla non riesce a trovare lo specchio. E qualche occasione l'Atletico Foligno l'ha sicuramente avuta. Ballardin, Praticò,
Issa Pereira, Ferrara, Balardin torna indietro, gestisce bene il possesso, poi perde la palla sull'attacco di Zelli che non riesce però a tenere la sfera in campo. Rimessa per Erika Ferrara, adesso la palla arriva in posizione da pivot per Praticò che non riesce a girarsi. Ferroni non trova modo di passare la palla a Pezzola sulla sinistra. Ferrara, Issa Pereira, Balardin, il colpo di testa, poi affonda Balardin, l'entrata è scivolata di Pezzola e questa volta c'è il fallo di Ferroni. Che ha rimediato anche il cartellino giallo. Primo fallo fischiato in questo secondo tempo. E è valso subito l'ammonizione per Maria Giulia Ferroni. Punizione da posizione molto interessante questa a favore della squadra di Giulia Domenichetti. Sulla palla c'è il sinistro di Erika Ferrara e il destro di Isa Pereira. La finta di Ferrara, calcia Pereira, respinge Proietti. La palla arriva sui piedi di Sestari per Balardin, l'appoggio per Praticò. La palla arriva a Ferroni, poi c'è il ritorno di Ferrara su Ferroni. Il contrasto di Ferrara, doppio rimpallo favorevole al capitano della Ocasa Falconara. Adesso riparte di gran carriera Aline Elpidio. Gestisce il possesso il Falconara. Elpidio contro Pezzolla, raddoppiata da Narcisi, fa uscire la palla ancora per Pereira. Ferrara, Elpidio, Praticò in posizione da pivot, Praticò, questo riparte Pezzolla e poi c'è forse il fallo di Praticò, nessun fallo e nemmeno il vantaggio. Narcisi, Pezzolla, calcia Pezzolla, palla respinta da parte di Isa Pereira. Nell'azione precedente abbiamo tentennato un attimo perché sul tiro la respinta della difesa dell'Atletico Foligno poteva dare adito a un fallo di mano. Poi c'è il tiro di Ferroni, il sinistro colpisce Elpidio che concede rimessa laterale in zona d'attacco. Sulla palla Narcisi, calcia Zelli, rimessa laterale sarà ancora per l'Atletico Foligno. Zelli, calcia Zelli, Ferroni non riesce a coordinarsi per calciare. Poi c'è l'anticipo di Pezzolla su Erika Ferrara che adesso lascia il campo, mentre entra in campo anche Rebecca Bordacchini, al secondo portiere del Città di Falconara. Giulia Domenichetti gli concede gli ultimi 4 minuti e mezzo di questo incontro. Tornato in campo anche Nayara Dos Santos. L'anticipo da parte di Zelli, Zelli si batte, poi fuori Narcisi, c'è il fallo di Zelli, battuto subito. Nayara cerca questo taglio a favorire Narcisi, troppo lunga la palla di Nayara Dos Santos. Narcisi in posizione da pivot e Nayara Dos Santos in difesa. Si gioca così gli ultimi minuti Battistone. La palla arriva a Proietti. Zelli, Nayara per Castagnoli, con il tacco Castagnoli sul lungolinea. La palla è stata respinta da Martin Cortés. Narcisi, Zelli dà respiro alla manovra per Nayara a cercare il secondo palo. Bortacchini, primo pallone toccato
È un intervento tutto sommato comodo da Martin Cortés a Elpidio. Gaspari, il tocco di Naiara e sarà rimessa laterale in zona d'attacco per l'Atletico Foligno, in zona di difesa per l'Ocasa Falconara. Gaspari sulla palla a cercare Praticò. Praticò si batte con Narcisi, alla meglio Narcisi per un attimo. Nuovo possesso Falconara. Martin Cortés, Elpidio per Gaspari. Gaspari libera il destro, respinge Proietti in due tempi e poi Proietti va a cercare Narcisi. Narcisi contro Praticò. Narcisi per Zelli. Zelli per Narcisi. Palla un po' forte, il capitano dell'Atletico Foligno non può controllarlo, mentre entra in campo anche Adele Cecconi, che è subito impegnata in uscita su Praticò. Ultimi 3 minuti, anzi 2 minuti e 40 anche per Adele Cecconi. Sulla palla Elpidio. Non si intende Città di Falconara in questa azione. Girandola di cambi anche per Battistone. Cecconi, bella palla di Cecconi per Baldassarri. Baldassarri la tiene in campo bene. Ancora Baldassarri, bel taglio per Naiara. Naiara sull'uscita di Bordacchini che concede angolo. Sulla palla Naiara. Naiara sul Pizzi, attenzione a Sulpizzi, il sinistro di Sulpizzi e Bordacchini se la cava. Due mancini in campo adesso per Battistone, Sulpizzi e Baldassarri. Sulpizzi adesso cerca di difendere il possesso, la palla arriva a Castagnoli. Naiara, Baldassarri cerca di servire al centro, ripartenza a tutto gas da parte di Elpidio che cerca qualcuno sul secondo palo. Poi c'è il ritorno da parte di Naiara. Sulpizzi, molto bene questa palla per Baldassarri, un pizzico lunga la palla di Lucia Sulpizzi e Baldassarri non riesce a controllare. 1 minuto e 49 al termine dell'incontro, sempre 5-0 per il Città del Falconara. Martin Cortés per Bordacchini. Bordacchini si appoggia vicino a Isa Pereira. Martin Cortés che è costretta a liberare, rimessa laterale davanti alla panchina di Giulia Domenichetti a favore dell'Atletico Foligno. Sulla palla Naiara. Naiara Dos Santos, ancora pochissimi minuti per lei quest'oggi, non al meglio. Baldassarri e poi c'è una spinta da parte proprio di Naiara Dos Santos su Erika Ferrara. Fallo e punizione, poi battuta male questa punizione e rischia di perdere il possesso Elpidio sull'attacco di Baldassarri. Adesso generosamente all'attacco e Naiara commette ancora un fallo su Letizia Martin Cortés. Sulla palla è proprio Martin Cortés. Ferrara, Elpidio, il tiro, passaggio di ritorno per Ferrara, se la cava Cecconi sul Pizzi col sinistro a cercare qualcuno che non c'è. Palla che arriva comoda dalle parti di Bordacchini, poi sarà rimessa laterale che Bordacchini chiaramente lascia a Isa Pereira. Isa Pereira in avanti per Letizia Martin Cortés. Palla troppo lunga quella di Martin Cortés per Ferrara. Cecconi sul Pizzi a cercare l'attacco della profondità di Castagnoli. Palla controllata
da parte di Elpidio. Martin Cortés perde palla il Falconara, poi calcia di destro Castagnoli. Bordacchini a cercare qualcuno, la palla poi arriva da Ferrara, attenzione Ferrara, il tocco di Isa Pereira vale il 6-0 e l'Atletico Foligno subisce ancora una volta gol all'interno degli ultimi secondi del tempo con Isa Pereira. – 6-0 per il Falconara, risultato che c'è ampiamente, ma non in queste dimensioni. Ultimi 30 secondi del match. Sul Pizzi, Naiara sul Pizzi, Baldassarri, attaccata a Baldassarri, la palla arriva a Cecconi, Cecconi si disimpegna bene per Sulpizzi, 3 contro 2 dell'Atletico Foligno, lo sbaglia Sulpizzi, attenzione che il Falconara può affondare ancora. Ferrara, passaggio così così, però arriva sul secondo palo e poi se la cava Cecconi quando mancano 4 secondi e Cecconi calcia lunghissimo. Eccola qua la sirena, finisce qua. Atletico Foligno 0 o Casa Falconara 6 e ci risentiamo per le prossime occasioni con il grande calcio a 5 femminile.